Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo video post partita. Scusate, è arrivato molto in ritardo, ma forse alcuni di voi lo sanno, sono andato allo stadio e l'ho vista lì e quindi sono tornato adesso. Tra l'altro saluto tutti coloro che mi hanno riconosciuto. Un saluto e un abbraccio, è stato molto bello e come potete sentire la voce già se ne sta andando bene. Tra l'altro spero di far uscire il prima possibile il video in cui, comunque il video dello stadio, perché comunque sono riuscito a fare le riprese. Allora parliamo della partita. È inevitabile che si parli del caso Kalinic, Pisacane e cose del genere. Che vedevo di? Tra l'altro batteria scarica, perfetto, devo far video così, perché lo devo mettere in carica. Allora, che vedevo dire, raga? Cioè, nel senso, secondo me è stato giusto annullarlo. Secondo me è stato giusto. Ma per un semplice fatto, io prima di dirla sta cosa, sono tornato a casa e la prima cosa che ho fatto, dato che fortunatamente avevo messo la partita registrata su Sky, me la sono rivista. Mi sono rivisto quel pezzetto per capire bene cosa era successo, perché da dove stavamo noi non si capiva veramente una minchia. E sinceramente penso che è stato giusto annullarlo. Per il semplice fatto, sì, ok, Pisacane si è scontrato con Olsen, ma il problema è che Pisacane, se non fosse stato spinto da Kalinic, non sarebbe andato addosso a Olsen. È un dato di fatto. Ok che le spinte in aria ci stanno sempre, quello che ve pare, però comunque è fallo. Mi potete dire quello che ve pare, è fallo. Poi per quanto riguarda la partita, io ho la ferma convinzione che se il Cagliari non avesse avuto il rigore e noi non ci fossimo fatti l'autogol, la partita sarebbe finita 0-0. C'ho sta sensazione. Non so che altro dirvi perché sono contento di essere tornato allo stadio dopo 6 anni. Sono contento di aver strillato, sono contento di aver visto delle persone che mi hanno riconosciuto, sono contento di questa esperienza, è stato tutto veramente fantastico. Poi per me, lo sapete, abitando a Roma è comunque un derby. Tra l'altro cerco di comunque di farvi uscire il video per domani, ci provo, non va sicuro niente, però ci provo. E per quanto riguarda la partita, sinceramente, se avessimo giocato meglio, se avessimo schierato e azzeccato i cambi, avremmo potuto fare qualcosa in più secondo me, perché con una Roma che è totalmente allo sbando, con 87 miliardi di giocatori infortunati, tu un qualcosa di più all'Olimpico potevi riuscire a strapparlo. Certo, un pareggio comunque è oro, perché è un pareggio comunque contro una squadra che potenzialmente lotta per un posizionamento in Champions League. È un pareggio in trasferta rimaniamo ancora imbattuti e soprattutto è da un po' che non ci segnano, perché il gol del Verona gliel'abbiamo fatto fa noi. E a sta botta autogol, quindi vabbè, ci può sta, dai, ci può sta. L'importante è comunque non essere usciti sconfitti. Mi sarebbe piaciuto un po' più de grinta, però dai, ma accontento così, è stato bello, è stato bello ed è stato bello. E poi che altro c'è da dire? Ah, ho sentito molti romanisti lamentarsi per l'arbitraggio. Io sinceramente allo stadio, parlo per io che stavo allo stadio, che l'ho vissuta così, io più che altro ho visto un botto di falli romanisti non sanzionati e i falli del Cagliari magari erano fischiati di meno, ma tutti quelli che erano fischiati giallo, sempre. Forse sarà stata un'impressione mia perché sto de parte, non lo so. Però se vai a vedere se andate, più che altro, no, se andate a vedere il conto dei gialli tra Roma e Cagliari, penso che il Cagliari ce ne abbia molti di più. Comunque non si attaccamo a queste stronzate, la partita è finita 1-1. Se per i romanisti abbiamo inculato qualcosa e gli abbiamo inculato qualcosa, pure loro ci hanno inculato 3 punti col gol de Fazio, quindi di che stiamo a parlare? Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bello!